È finito nella rete dei poliziotti durante un banale controllo stradale. Un narcotrafficante albanese è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova. Lo straniero 23enne era stato notato a girarsi a bordo di un'utilitaria bianca tra via Turazza, Portello e Forcellini, zone dove spesso avvengono scambi di droga tra spacciatori magrebini. Gli agenti, insospettiti dal continuo andirivieni, hanno bloccato il conducente. Controllando il vano portaoggetti sotto il sedile del passeggero, hanno trovato un paio di calzini con all'interno degli involucri contenenti 7,5 etti di eroina caramellata. Si tratta di un tipo di sostanza che richiede una particolare lavorazione e un confezionamento sottovuoto. I poliziotti hanno così deciso di perquisire l'abitazione dello straniero, che sulla carta risiede a Prato, ma di fatto aveva le chiavi di un appartamento a Bosaro, nel Rodigino. Qui gli agenti padovani hanno trovato più di 30 kg di eroina e diversi etti di cocaina. La casa era stata allestita come un laboratorio: frullatore, cricchi idraulici, presse, bilance per pesature, macchina per sottovuoto, maschera antigas, setaccio e materiale per il confezionamento. Se messa nel mercato, tutta quella droga avrebbe fruttato almeno qualche milione di euro. L'eroina caramellata, infatti, purtroppo è conosciuta moltissimo tra i giovanissimi perché viene inalata con il fumo e ha un gusto più gradevole. Questo non significa che sia meno pericolosa, anzi crea da subito una forte dipendenza.